Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Come tutti i giovedì abbiamo in programma questa anonima conversazione con il professor Claudio Borghi Aquilini e i temi di discussione oggi sono moltissimi, a partire dal primissimo piano, lo testimonia anche il primo titolo dell'agenzia ANSA di stamani dedicato all'Europa, è il giorno delle scelte, titola l'agenzia ANSA, l'Unione Europea è pronta a votare Juncker alla presidenza della Commissione Europea e si cerca l'intesa sulla flessibilità nella gestione delle finanze pubbliche e soprattutto del percorso di riduzione del debito e di gestione della politica fiscale, argomento che ci tocca da vicinissimo tutti naturalmente. E il vertice europeo, 2 giorni, prima a Ypres, poi a Bruxelles, si apre proprio oggi. La cancelliera Angela Merkel tende una mano a Renzi, scrive l'agenzia ANSA, ma i leader europei cercano una sintesi tra socialisti e popolari sull'interpretazione da dare alla flessibilità, già contenuta nelle regole del patto di stabilità. Patto di stabilità che è sostanzialmente il complesso di regole di finanza pubblica e di gestione fiscale, che è stato poi rafforzato da Six Pack, Two Pack, Fiscal Compact e tutte le altre sigle di cui parleremo stamani. Parliamo dunque intanto del vertice europeo che riassume questo complesso di questioni. Intanto do il buongiorno e il benvenuto a Claudio Borghi Aquilini che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevo che la mattinata è parecchio ricca perché abbiamo tutta la serie di temi legati al vertice europeo, tra l'altro c'è un titolo dell'ANSA che mi ha colpito stamani, è standard se vuoi, ma è il giorno delle scelte per l'Europa, titola l'agenzia ANSA. Abbiamo matematicamente dimostrato, lo ha scovato il documento un giornalista di Italia Oggi, Tino Oldani, che la settimana scorsa abbiamo avuto ospite e il documento era già stato scritto, il documento finale del vertice europeo, che ancora non è iniziato praticamente, era già stato scritto con 15 giorni 20 d'anticipo. Quindi tutte le discussioni sulle opzioni possibili, la flessibilità nella gestione delle finanze, dei conti pubblici, del fiscal compact e via dicendo, assumono un sapore piuttosto ridicolo, grottesco, tragico, diciamo così per certi versi, perché le conclusioni del vertice erano già scritte. Renzi ci deve mettere solo la firma e così i suoi colleghi europei. Ma dicevo, di questo ne parliamo, di fiscal compact, di quelli che sono i temi fondamentali, peraltro già scritti e già decisi, ne parliamo abbondantemente. C'è anche da parlare di qualcosa che riguarda, mi viene difficile dire strettamente il mercato domestico e la politica interna, perché ormai il confine non esiste, ma comunque c'è un appuntamento, il 1° luglio entra in vigore la nuova aliquota per la tassazione dei cosiddetti redditi da capitale. L'aliquota sale dal 20 al 26%, eccezione fatta per i titoli di Stato e non solo i titoli di Stato italiani che rimangono fermi al 12,5%, nel giorno in cui si scopre che perfino la tassazione della birra ha fatto entrare meno tasse nelle casse dell'erario, sono entrate meno risorse. La tassazione della birra è aumentata in 15 mesi, le accise sulla birra del 30%, le tasse sono salite, i prezzi anche, i consumi sono crollati e il gettito per l'erario è venuto meno, oltre ad avere problemi, dicono i produttori, per 2.400 giovani che hanno perso il posto di lavoro. Ma è anche la giornata in cui, ne dà conto il Corriere della Sera di oggi con Sergio Rizzo, l'abbiamo letto in rassegna stampa, verrà presentata domani a Roma, ma è anticipata oggi dal Corriere, una ricerca della Fondazione Rodolfo De Benedetti, autori l'economista Tito Boeri, Andrea Ichino e Enrico Moretti, nella quale si fotografa una realtà della quale da questi microfoni più volte abbiamo parlato, cioè se si guarda il potere d'acquisto degli stipendi in giro per l'Italia si scopre che a Ragusa si sta molto, ma molto meglio che non a Milano. Lo stesso stipendio, per esempio, di un insegnante, 1.300 euro al mese, insegnante elementare, a Ragusa vale in realtà 1.549 euro contro i 1.051 di valore reale a Milano in relazione al costo della vita, cioè c'è una differenza a parità nominale di stipendio, cioè è sempre 1.300 euro lo stipendio, solo che la differenza fra Milano e Ragusa è del 47%, vale il 47% in più a Ragusa. La Fondazione Rodolfo De Benedetti ne discute domani a Roma di questa questione che richiama la vecchia questione delle gabbie salariali. Poi c'è la scoperta da parte del Ministro del Lavoro Poletti che l'IRAP penalizza il lavoro
E c'è anche un dato sulla spesa pubblica, questa non è male, l'IRAP penalizza il lavoro, ha detto il ministro Poletti, perché deprime le imprese ad alto tasso di occupazione. E poi c'è un altro dato, se ne occupa il professor Antonini su Panorama, la spesa pubblica italiana complessivamente non è diminuita fra 2009 e oggi, siamo rimasti lì. Abbiamo fatto però manovre, lacrime e sangue per decine di miliardi di euro, col risultato che ci troviamo con 20 miliardi di spesa di investimento in meno. Questo è il risultato dei cosiddetti tagli lineari. C'è anche da segnalare, così faccio una micro rassegna completa e poi andiamo nel dettaglio, Claudio, un intervento, quello del gioielliere e imprenditore Gianni Bulgari, nella pagina dei commenti del Corriere della Sera di oggi, nel quale si dice in sostanza: l'integrazione politica che tutti dicono essere necessaria per far funzionare l'Europa è impossibile in un quadro come quello europeo, perché l'Europa non è una nazione, sono tante nazioni diverse e il suo bello è questo, la ricchezza delle differenze. La moneta unica, l'euro, ha fatto esplodere però queste differenze che prima in qualche modo convivevano più armoniosamente. Per quanto concerne la costruzione dell'Europa politica, dice Bulgari, è impossibile perché i popoli si uniscono per affinità etniche e culturali. Non esiste un popolo europeo, non può esistere un demos europeo e non può esistere dunque una democrazia europea. A questo punto, dice Bulgari, i fautori dell'euro si saranno resi conto che è impossibile creare un'unità politica europea e si sono resi conto di essere nel contempo in una trappola mortale, quella creata dall'euro, ma forse pensano che tramite una serie di accordi intergovernativi che tagliano fuori la volontà popolare si possa tenere in vita l'euro. Una specie di tentativo alla dottor Mabuse di sostituire una sovranità politica che non c'è con un golem tecnocratico. L'euro, dice Bulgari in maniera molto chiara, è quel che è, cioè un meccanismo forzoso per tenere i cambi fissi. Le conseguenze: disoccupazione, stagnazione, declino economico. L'Europa non si può privare della leva monetaria e nemmeno le singole nazioni, gli stati. L'euro è stato un errore, la soluzione meno dolorosa sarebbe l'uscita della Germania dall'euro. Potremmo essere costretti, scrive Bulgari, a chiedere alla Germania di abbandonare l'euro per salvare l'Europa, perché è l'Europa che va salvata e non l'euro. A completamento del quadro, così mettiamo tutto nel calderone fin dall'inizio, Claudio, c'è da segnalare anche ciò di cui dà conto oggi il Foglio. Io non faccio il gioielliere, cioè non mi sono reincarnato dentro in Bulgari. C'è da segnalare, dicevo Claudio, un'altra questione. Oggi a Milano c'è un altro incontro, domani a Roma la Fondazione De Benedetti, abbiamo detto prima. Oggi a Milano invece c'è un incontro fra economisti che ragionano di riduzione dello stock di debito, ma tramite un percorso che non è il percorso esclusivamente, a quanto pare, di aggiustamento fiscale, cioè la botta al contribuente, al cittadino, ma anche in qualche modo il coinvolgimento dei creditori privati che hanno acquistato titoli di Stato in maniera massiccia. Se ne parla appunto oggi a Milano e il Foglio ne dà conto. L'iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione del Corriere della Sera e da A come A, che è una società di gestione del risparmio di Alberto Foà, con una serie di economisti come Paolo Manasse, Charles Wiplosz, l'ex ministro dell'economia greca Gheorghe Papacostantino, Guido Tabellini e Lucrezia Raiklin. Il tema è quello del default controllato. Il default controllato sarebbe in sostanza non all'Argentina, diciamo così, ma in qualche modo evitare di bastonare soltanto i debitori, coinvolgere anche i creditori che hanno in pancia troppi titoli di Stato, di stati indebitati. È la proposta Raiklin, tra virgolette, dice il Foglio oggi, alla luce del fatto che negli ultimi 7 anni il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo dell'Italia è schizzato dal 103 al 133%, cioè si è gonfiato incredibilmente, che le banche italiane hanno in pancia sempre più titoli di debito, ma anche i creditori tedeschi e francesi sono esposti. Quindi continuare con il fiscal compact, con la pressione fiscale e via dicendo, porta grossi rischi, dicono questi economisti alla Raiklin, diciamo così. Si impennano i tassi di interesse, ci sarà una resistenza sempre più diffusa dell'opinione pubblica, cioè del cittadino e della politica, e poi c'è la possibilità che la Banca Centrale Europea debba usare il famoso scudo antispread. Non conviene di più prendere in considerazione una ristrutturazione unilaterale del debito pubblico italiano
o l'alternativa degli eurobond, insomma una qualche forma di flessibilità sul debito. Io ti ho messo in campo tutta una serie di questioni, poi magari entriamo nel dettaglio, perché partendo dal famoso vertice da cui siamo partiti, il vertice europeo, intanto va detto che la cancelliera tedesca Angela Merkel, come impongono anzi le sentenze della Corte Costituzionale tedesca, ieri è andata al Bundestag, in Parlamento, a illustrare la linea che terrà il vertice europeo. Da noi si chiacchiera. Da dove vuoi partire, Claudio? Mi viene la nausea. Vediamo di prendere... Sono scoraggiato io a sentire tutta questa lista di cose, ma poi specialmente la prima e l'ultima che hai dato, no? che sono l'acqua calda, e che io sintetizzo così, vale a dire quanto ci vuole, che prova ci vuole per capire e per essere certi che ci stanno pigliando per il culo dal punto di vista dei vertici europei e così via, e invece dall'altra parte che prova ci vuole per essere certo che in questi vertici qua di economisti e così via c'è gente che non capisce un accidente. Purtroppo, non lo so, diciamo, la prima è quella che mi sta più a cuore, vale a dire, bisognerebbe riuscire a impostare un discorso in modo tale che invece di presentare delle diverse opinioni su quello che succederà in futuro, no? E uno dice, vabbè, ma guarda, forse c'avevi ragione, forse c'avevi torto. Prima di discutere con uno di questi fautori dell'euro, dell'Europa, del PD, di Renzi, che è così bravo, che è così genio, no? E così via, mettere una riga dicendo, senti, mi dici per favore cos'è che deve succedere, no, in futuro per dire che perché tu ammetta che non hai capito un cavolo e che tu ammetta che ti hanno preso in giro. Poi dopo discutiamo, no? Allora tu mi dici una riga, perché poi dopo ogni volta questa asticella viene spostata più in alto, no? Cioè le cose sono sempre quelle, ed erano sempre quelle le stesse dai tempi di Monti, quando c'era, peraltro era periodo di europei invece che di mondiali, all'epoca giocavamo meglio, anche se avevamo perso in finale, e Balotelli era un genio, invece adesso è un pirla. Però quello che è successo nel 2012 erano esattamente le stesse cose, era venuto fuori che le conclusioni di quel vertice in cui Monti andava in giro tronfio come un gallinaceo a dire che aveva vinto lui, che anche Monti aveva fatto gol come Balotelli, che Mario è Mario e così di questo tipo, e poi dopo si scopriva che tutte le conclusioni erano già state scritte prima, che in realtà non c'era nulla di quello di cui si andava a menare vanto, e che le cose poi dopo hanno cominciato ad andare di male in peggio fino a che non c'è stato l'intervento di Draghi, di cui ovviamente non c'era traccia, no? in questo vertice, perché nessuno ha parlato di intervento della BCE, no? in questo vertice, ma si parlava dei famosi fondi salva stati, che sappiamo tutti a cosa servivano. Ormai spero che sappiamo tutti a cosa servivano. Quindi io ogni volta che si fa una discussione sui vertici europei e cose di questo tipo, allora io dico, ma scusate, ma ancora vi fate fare fessi? Ma in realtà non c'è nessun tipo di cambiamento, nessun tipo di novità, nessun tipo di cosa. Noi siamo sempre lì pronti e chini a 90 gradi a fare esattamente tutto quello che ci dicono di fare e che non è il nostro interesse, e ancora voi tirate fuori questa simpatica storia di Renzi, che è un genio, che è riuscito a far vacillare la Merkel, e che come si chiama, e che finalmente vince la flessibilità, e che finalmente adesso è la novità. E poi dopo si ritorna ancora da prima. Allora a questo punto non discutiamo neanche, me lo dici prima, quando è che cosa deve succedere perché tu piddino ti rendi conto che sei stato fatto pesso per la milionesima volta, e poi dopo almeno quando succede abbiamo qualcosa di scritto e messo giù sul tavolo, perché sennò ogni volta Claudio, succede, poi tra l'altro, dicono, ma va. No, tra l'altro poi uno legge anche i giornali, no? E neanche troppo tra le righe, e c'è la posizione ufficiale del governo italiano che è: le regole non si mettono in discussione. Quindi io non discuto il complesso delle regole. Nel contempo però il fiscal compact sarà soft per chi fa le riforme, chiedo a Van Rompuy di precisare meglio i riferimenti alla flessibilità sulle regole di bilancio, prevedendo un rientro più morbido dal debito e bla bla bla. Cioè in pratica
Io dico le regole non le tocco, non cambio niente, non modifico nulla, ho già detto tutto. È inutile che poi dica fiscal compact soft o flessibilità o crescita o occupazione, o sbaglio, perché se non cambio le regole, cioè questo è il presupposto, e allora tutto il resto è chiacchiera, punto e basta. Ma sì, ma è come dire, no? Uno è condannato al patibolo, no? Allora dice l'impiccagione, scusate, la decapitazione non si tocca, ma vorrei discutere un attimino del filo della mannaia piuttosto che delle venature del ceppo, no? Su cui devo appoggiare la testa e cose di questo tipo. Allora dice grande successo, no? Sono riuscito ad ottenere che le venature, che il ceppo si irrovera invece che immodiano. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è la tattica ormai è sempre quella, cioè spostare. Ecco, però anche qui a proposito della ricchezza delle differenze tra i paesi europei, bisogna dire che la Germania è un paese più serio da questo punto di vista, perché la cancelliera va in Parlamento, dice delle cose precise e non le fesserie che leggiamo sui giornali in Italia, e il presidente dei popolari europei all'Europarlamento, che è un tedesco, un bavarese della CSU, Manfred Weber, oggi dice in maniera molto chiara alla stampa che il patto di stabilità rimane quello, ovviamente, deve essere pienamente applicato, non ci deve essere alcun cambiamento o concessione, perché se col debito si creassero posti di lavoro in certi paesi, vedi Italia, non ci sarebbe disoccupazione. La Commissione Barroso ha dato 3 anni alla Francia, anzi 2 in più, per il rispetto del 3% nel rapporto deficit-PIL e non è successo niente di buono. Quando il Portogallo e la Grecia erano in difficoltà nessuno ha chiesto di essere flessibili con loro, quindi l'Italia faccia a meno di fare uso di questa parola richiesta di flessibilità che non vuol dire niente. Poi ricordo una cosa simpatica, Weber, che nel Partito Popolare Europeo c'è Forza Italia, che in teoria ha criticato il fiscal compact, Forza Italia, e insomma il criterio del rapporto 3% deficit-PIL l'ha messo in discussione. In realtà, dice Weber, con maggior chiarezza, dico io, rispetto ai nostri esponenti politici, il gruppo del Partito Popolare Europeo con Forza Italia dentro ha fatto una riunione l'altro giorno e hanno votato un documento finale, quello lì per cui non si toccano le regole del patto di stabilità, all'unanimità. Punto e basta. Fine delle chiacchiere, insomma, no? Ma anche qui, ma capite perché quando in campagna elettorale per le europee, no, si parlava di Forza Italia e così via, e si diceva, signore, ma noi non possiamo fare un'alleanza con Forza Italia finché questi qui stanno nel PPE, perché il PPE è il partito della Merkel. E io mi ricordo strabene perché insomma quel numero della Padania il giorno prima delle elezioni, perché c'era una simpatica delle foto in copertina dove c'era da una parte Berlusconi e Renzi e si diceva voto Merkel, no? Poi c'era il grillo voto del Kaiser, non mi ricordo male, con l'elmetto in testa e poi dopo Alfano era voto a perdere, se non mi ricordo male. Sì. Comunque la sintesi, seppur grafica, che aveva la Padania quel giorno in copertina era quella lì. Cioè, tu non puoi dire io faccio gli interessi dell'Italia e poi dopo essere nello stesso gruppo della Merkel. Perché? Perché nella simpatica metafora che abbiamo fatto prima della decapitazione del boia, la Germania non è nella nostra stessa posizione, cioè la Germania è quella che ha in mano la scure e noi siamo quelli che hanno la testa sul ceppo. Quindi non possono esserci delle discussioni da pari a pari in questa situazione. Ecco, però scusami Claudio, adesso abbiamo la pubblicità, però dovrai ammettere che è una bella soddisfazione per il Presidente del Consiglio sentirsi rivolgere un saluto di questo genere, my friend, da Barack Obama, o poter dichiarare che sulla crescita, come ha fatto Renzi, ormai la Merkel la pensa come noi. È una bella soddisfazione o no? Mamma mia. Cioè, se uno ha una faccia di ghisa, la soddisfazione può essere anche superiore, cioè, non lo so, cioè, potrebbe anche dar fuoco all'Italia e poi ricevere una telefonata dall'oltretomba da Nerone che gli dice my friend, cioè amicus meus in latino. Vabbè, se uno si accontenta di queste cose va bene, peccato che qui abbiamo un paese che sta venendo distrutto. Pubblicità. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci allora in onda, con noi il professor Claudio Borghi Aquilini. Claudio, ti volevo chiedere questo. Allora, più flessibilità per fare le riforme. Ma tu hai capito di quali riforme si sta occupando il governo Renzi, al di là del discorso della legge elettorale, che non credo possa affrontare in maniera risolutiva il nodo numero uno, quello dell'economia che non parte, che non c'è, che langue, e quello dei posti di lavoro e dello sviluppo e della crescita, che pure abbondano nelle dichiarazioni verbali. Oppure, che ne so, l'aumento delle tasse, è stato disseminato qua e là, compresa quella a cui facevo riferimento prima e che entra in vigore il 1° luglio, la tassazione sui risparmi, sui redditi da capitale, con una preferenza però per i titoli di Stato e non solo italiani. Oppure cos'altro? Cosa sono queste riforme? Quando uno dice che bisogna fare le riforme già si tradisce, cioè chi sta dicendo devo fare le riforme e poi dopo non si dice mai che cosa diamine sono queste riforme, sta semplicemente dicendo devo fare quello che mi hanno detto di fare, e che non sono delle riforme, i compiti a casa. Sì, i compiti a casa, che però non sono i compiti a casa, diciamo, di uno benevolo che vuole che tu stia bene, sono i compiti a casa dello strozzino che vuole riprendere i propri soldi, no? E senza che nessuno poi l'abbia obbligato poi dopo a prestare questi soldi. Il risultato che cos'è? Il risultato è che alla fine tutta la linea base, no, di queste riforme si traduce in più tasse, no? Prese in tutte le maniere, in tutti i modi che siano aggiuntive al lavoro, perché se il lavoro sparisce proprio a causa del sistema economico in cui siamo, che molto banalmente, perché chissà come mai quando si dicono queste cose poi dopo quando uno ha il coraggio di dirle suonano evidenti e banali, come nel caso dell'intervista a Bulgari. Dall'altra parte alla fine hai una spiegazione ovvia di quello che sta succedendo, e sai che il lavoro sparisce, e sai che se il lavoro sparisce e tu devi fare il tuo sporco lavoro di esattore, devi andare a pescare da altre parti. E quindi ecco che le riforme si traducono nella tassa sulla birra, si traducono nelle accise, si traducono nella tassa sui risparmi, si traducono soprattutto nelle tasse sulla casa, che però purtroppo hanno un piccolo difetto. Tutte le tasse, qualsiasi, che siano patrimoniali, che siano sui gioielli, che siano su il pane, che siano sugli insetticidi, cioè qualsiasi cosa che vi possa venire in mente, devono essere pagate con reddito. E se il reddito non c'è, perché quello che abbiamo sempre detto, cioè se mi mettono una super tassa sulla casa, io non posso pagarla con un abbaino, devo pagarla con denaro. Se mi mettono una tassa sulla birra, io non posso pagarla con un boccale, no? Devo pagarla con reddito, no? E quindi allora cosa succede? Succede che se io il reddito non ce l'ho, a quel punto poi dopo divento un suddito dello Stato, perché a quel punto comincio ad arrivare, ma servo della gleba, perché a quel punto sono in ginocchio davanti a una cartella Equitalia che non posso pagare perché non ho reddito, e allora a quel punto basta, le mie difese nei confronti dello Stato crollano, e io sono ridotto a condizione servile. Questo è quello che stanno puntando a farci. E purtroppo se ne accorgono molto bene, soprattutto gli italiani al nord. Perché? Perché la disoccupazione, la novità, diciamo, che ci ha regalato questo sistema è la disoccupazione al nord. In una maniera o nell'altra l'equilibrio che c'era nello Stato, diciamo così, pre-euro, era piena occupazione al nord, disoccupazione al sud derivante dagli squilibri di cui abbiamo sempre parlato, trasferimenti da nord al sud, e in una maniera o nell'altra si andava avanti così. In questo momento sul piatto della bilancia è arrivata la disoccupazione al nord. Allora cosa succede? Succede che il fornitore di denaro, no, allo Stato, quello che consentiva questo equilibrio di tenersi in piedi, è in ginocchio. Quindi noi stiamo parlando, cioè stringendo tutta questa cosa, stiamo parlando del lavoratore del nord che si ritrova in ginocchio.
E quindi uno dice: perché deve essere la Lega a portare avanti per prima queste cose? Sì, perché è naturale. Detto ciò, fatto sta che a Milano il 40% hanno continuato a votare PD. Quindi io veramente a tutto questo 40% che hanno votato PD e che quindi hanno votato in maniera plastica contro i propri interessi, vorrei proprio andargli a parlare e dire: ma che cosa credete? Ma che cosa sperate? Perché voti PD perché sei uno statale, ma non ti sei accorto che anche te statale la starai prendendo nella giacca? Perché ovviamente venendo a mancare poi dopo i soldi per pagare le cose, io sì posso andare a martellare quello che c'è ai risparmi e simili, ma alla fine non sarà mai sufficiente la quota di denaro che io andrò a prendere a un italiano stratassato per riuscire a tenere il livello delle pensioni, il livello degli stipendi e così di questo tipo. Cioè, alla fine ci accartocceremo tutti cercando di pagare debiti, quindi, perché alla fine le fonti di spesa nostre sono tre, e sono principalmente i soldi che andiamo a regalare in giro all'Europa, no? Vedi il Fiscal Compact, vedi i fondi salva stati, no? E così via. Che noi saremmo stati in pareggio di bilancio, ce lo dice l'Istat, se non avessimo dovuto regalare i soldi alla Grecia, al Portogallo e similari, no? Perché loro poi dopo ripagassero la Germania. Quindi questo abbiamo dato via 50 miliardi così, no? E continuiamo a darne, perché queste contribuzioni stanno aumentando, cioè, e continuano a essere date e continuano nessuno a dirlo. Dall'altra parte abbiamo le spese per le pensioni, perché quando uno guarda, ho fatto cenno nella lista delle cose che hai raccontato stamattina, no? Si diceva la spesa non è scesa, no? Se noi guardiamo i dati disaggregati della spesa pubblica, perché non è che la spesa pubblica è una cosa generica, si può tranquillamente andare a vedere dove spende lo Stato. Allora, le spese dello Stato sono diminuite quasi da tutte le parti, lo si vede, insomma, che in una maniera o nell'altra ci sono tiracini, al di là poi dopo dei politici e cose di questo tipo, ma anche lì, cioè, se chiunque abbia visto un bilancio di un partito vede che una volta si sciallava, adesso un cavolo, no? E quindi anche queste famose spese della politica, che in ogni caso sono una limatura di unghia, no? Rispetto al totale, in una maniera o nell'altra cambiano. Qualcuno si ricorda forse gli aerei, no, di Craxi, quelli con tutta la famiglia, no, che andava in Cina con su 300 persone. Ecco, ci sono dei piccoli ladri di polli, ma fenomenate di questo tipo ormai non ci sono neanche più. Ma soprattutto cosa succede? Succede che se uno vede proprio i dati disaggregati, qual è l'unica voce che è salita delle spese dello Stato e che controbilancia tutte le riduzioni di spesa che sono state fatte? Sono le pensioni e la cassa integrazione. E questo è, cioè i numeri ci dicono questo: le pensioni aumentano. Le pensioni aumentano per un motivo banale. Se io continuo a mandare tutte le persone in prepensionamento, in legge Fornero, in via con lo scivolo e non sono sostituite poi dopo da nuovi lavoratori, da contributi, ma cosa credete? Ma cosa credete che stiamo in piedi? Ma vi pare che possa capitare uno Stato dove la disoccupazione giovanile è il 50% e dall'altra parte lo Stato poi va avanti a pagare le pensioni? Come fa? Ma chi le paga? Chi le paga se non abbiamo sovranità monetaria? Cioè non viene dal cielo il denaro per la pensione. Claudio, se la dinamica è questa qui, se le regole non cambiano, se l'euro sostanzialmente non si discute e il patto di stabilità resta quello che è, abbiamo però alle porte una novità sicuramente, l'applicazione piena del cosiddetto Fiscal Compact, cioè il percorso di riduzione del debito pubblico. Poi tu e il professor Bagnai avete 1000 volte parlato della questione del debito pubblico, no? Nel libro in particolare Il tramonto dell'euro c'è tutta una riflessione sulla questione del debito pubblico, che non è il vero problema, no? Per cui si innescano anche le crisi cosiddette dei mercati finanziari, lo spread e via dicendo. Faremo un discorso molto lungo, per quanto interessante, sulla questione del debito pubblico, però sta di fatto che la prossima novità che ci toccherà sperimentare, visto che le regole non cambiano, sarà quella lì, cioè il percorso di riduzione del debito pubblico. Adesso salta fuori questa idea, diciamo così, alla Raiklin, di cui ho parlato prima, per cui
non ho ben capito neanche cosa significa e lo chiedo a te. Cosa significa che gli stati possono, come dice anche il Fondo Monetario Internazionale, possono, anzi devono poter fallire senza drammi o con una procedura di coinvolgimento dei creditori, dei paesi creditori, delle banche creditrici. Il debito pubblico italiano chiama in causa i creditori tedeschi e francesi in primis. Cosa significa cominciare a ragionare di questo default controllato dello Stato? Dall'altra parte però sul debito pubblico c'è la questione del fiscal compact. Quindi cosa succederà praticamente, al di là delle chiacchiere di questi giorni, quando dovremo rispettare gli obblighi del fiscal compact, cioè in 20 anni ridurre il debito pubblico nel rapporto 60% rispetto al prodotto interno lordo, che significa aumentare ancora il rigore fiscale, o no? Giulio, guarda, veramente mi spiace proprio dire una cosa del genere, no, agli ascoltatori, però cioè io quando sento queste cose vedo veramente arrivare la famosa luce in fondo al tunnel, che in realtà è la metropolitana. Perché? Perché cerco di essere il più semplice possibile. Il debito pubblico, come hai detto tu, non è un problema. Vale a dire, a fronte del titolo di Stato c'è un risparmiatore e quindi il debito è credito, no? È semplicemente una questione di distribuzione e normalmente per uno Stato che ha sovranità monetaria il debito pubblico non rappresenta la minima preoccupazione, cioè potrebbe avercela anche al 400%, non gliene frega assolutamente nulla, perché per ogni titolo che scade uno Stato è in grado di stampare denaro, semplifico, comunque di stampare denaro sufficiente per restituirlo. Quindi il debito che cos'è? C'ho un risparmiatore che ha in mano un bot, quando questo bot scade lui vuole avere indietro i suoi soldi, no? Che ha prestato. Se lo Stato è in grado di, virgolette, stampare moneta, gli può restituire i suoi soldi come vuole, e l'unico rischio che può esserci in questo caso, ma è un rischio accettato da tutte e due, è che l'eccesso di stampa, virgolette, porti un po' di inflazione, con il risultato che uno si ritrova indietro sì dei soldi, quelli che l'ha prestato, ma che valgono un pochettino di meno rispetto al momento in cui l'ha prestata, ed è per questo che ci sono gli interessi. Top. No? Non è detto da nessuna parte che chi presta dei soldi debba necessariamente fare degli extra profitti e così via. Fino adesso il fatto che l'inflazione sia andata costantemente a scendere comportava che chi ha preso dei titoli a tasso fisso ha fatto un buon affare, pace, no? Allora, ma altrimenti non c'è nessun rischio, cioè, l'unico rischio dovrebbe essere proprio quello del tasso di interesse, che per il risparmiatore deve essere uguale quantomeno al tasso di inflazione. Per il resto, altrimenti, il dubbio se il titolo di Stato venisse restituito o meno non ci doveva mai essere stato. E infatti è una novità che ci siamo portati in casa. Che cosa dicono questi signori? Dato che non c'è più la sovranità monetaria, no? E quindi io non ho più questa garanzia, che problema c'è? Io a un certo punto, no, invece di dire io stampo i soldi io non te li ridò. Quindi periodicamente, no, può succedere che per riequilibrare il fatto che ci sia un po' troppo debito pubblico, a un certo punto questo debito salta e non viene ripagato. Quindi tu hai prestato 100 e vabbè, pazienza, dai, riavrai forse 70, no? E a quel punto siamo a posto. Ora, come mai uno dice una cosa del genere? Chi è l'interesse di fare una cosa simile? Quando c'erano quando diciamo, il nostro debito pubblico era largamente nelle mani degli esteri, no? Degli investitori stranieri, sì. Di queste parole, di questi concetti non si sentiva neanche lo scherzo. Invece, adesso che abbiamo dato tutto il tempo, no, agli investitori esteri di restituire i titoli in loro possesso alle banche italiane e quindi a noi, perché se salta la banca ce lo deve mettere, è lo Stato che deve metterci i soldi, perché sennò altrimenti succede come il Cipro, ecco che miracolosamente vengono fuori queste idee portate avanti da gente che non lo so veramente, più che collaborazionisti io non saprei come definirli, cioè dei soggetti
vergognosi, perché cosa stanno dicendo? Ora che gli esteri hanno liberato, o quantomeno si sono tolti di torno, no, buona parte delle posizioni dei titoli, e quindi ce l'abbiamo noi, ecco che a quel punto diventa morale, diventa un'idea interessante su cui discutere, così di questo tipo, prendere e inchiappettare il risparmiatore. Perché a quel punto il titolo di Stato ce l'ha in mano l'italiano, oltretutto che viene, come hai detto tu, incoraggiato a comprarli, no? Perché abbiamo delle tassazioni che sono diventate clamorosamente differenti fra il titolo di Stato e quella di un'altra obbligazione. Allora io metto dentro tutti i pesci nella tonnara, no? Facendogli comprare i titoli di Stato, no? Dicendo che hanno una tassazione molto più bassa, che gli altri sono rendite finanziarie, mentre invece quelle dei titoli di Stato sono cosa buona e giusta, e dopo prendo e faccio default, perché non posso avere la flessibilità del cambio. Non sono mica cose che non sono mai successe. È la Grecia, che cosa credete che abbia fatto? Chiedete a qualcuno che aveva i titoli di Stato greci se ha riavuto dietro i suoi soldi. E Cipro invece hanno fatto una cosa leggermente diversa, perché sono partiti con le banche, sono andati direttamente subito sulle banche. Ma perché? Perché Cipro aveva comprato i titoli di Stato greci. Allora cosa succede? Succede che noi facciamo, dato che non si può avere una cosa così normale, così banale, che risolverebbe tutto, no? Come la sovranità monetaria, come la nostra moneta, dobbiamo inventarci che i titoli di Stato tutto sommato falliscono. Allora cosa succede? Se i titoli di Stato falliscono, chi ce l'ha nella giacca ovviamente sono i risparmiatori che questi titoli di Stato hanno sottoscritto, no? E poi dopo abbiamo risolto qualcosa, abbiamo risolto il problema strutturale, dopo che anche noi, il giorno dopo che noi abbiamo tirato a zero tutti i conti correnti, perché sai, ovvio, il secondo dopo che falliscono i titoli di Stato italiani, falliscono anche le nostre banche, che sono piene di titoli di Stato, falliscono anche le assicurazioni. E allora a quel punto lì che cosa succede? Succede che se falliscono le banche, dove prendono i soldi? E questa è la grande idea del genio che stiamo eleggendo a Presidente della Commissione Europea, no? Quindi capiamo anche chi comanda, dove vuol portare poi dopo la baracca, vale a dire Juncker, no? Questo simpatico soggetto, è il padre del sistema Cipro. Dice, ok, le banche hanno comprato i titoli di Stato, noi azzeriamo i titoli di Stato, perché facciamo questo default controllato che piace tanto a queste vergogne dell'Italia, no? Che stanno dibattendo adesso, no? In questo momento a Milano. E dopo, perché alla fine c'è sempre qualcuno che paga. Allora il risparmiatore paga, la banca salta, e chi la rimpingua la banca? Con Cipro l'abbiamo rimpinguata noi, in parte, perché i soldi arrivati dall'Unione Europea per andare avanti sono parte di quei famosi fondi salva stati pagati con la nostra IMU, pagati con i nostri tassi. Per noi ovviamente non pagherà nessuno. E allora il sistema Juncker cosa prevede? Prevede il prelievo su conti correnti. Tu hai dei soldi sul conto corrente, mi spiace dovervi ricordarti che tu in realtà stavi prestando soldi a una banca che però è fallita, come se fosse così fatalità, no? Cioè è fallita perché l'ho fatta fallire io, tirando sotto il titolo di Stato, e quindi alla fine ti spazzano così. Cioè, è incredibile, io veramente non so più cosa fare. Però Claudio, fammi capire. Sono scoraggiato. No, il meccanismo che tu hai descritto è molto chiaro, però siccome in tutte le cose, specialmente quelle complesse, e anche la costruzione europea lo è, ci deve essere una finalità, una logica, il percorso che tu ci hai appena disegnato porta a ulteriore rovina per quanto concerne l'Italia e il cittadino italiano. Ma la finalità, diciamo, della rovina qual è? La finalità della rovina è la stessa che c'era sull'Argentina, vale a dire abbattere totalmente lo Stato per ripulirlo di tutte le ricchezze che sono rimaste a favore di gente che ha bisogno di soldi. E in questo momento chi ha bisogno di soldi sono gli stati del nord, Germania e così via, che hanno ancora delle posizioni creditorie nei nostri confronti. Quello che ha fatto l'euro, come giustamente diceva Bulgari, è acuire le differenze. La parte distintiva dell'euro è creare delle divisioni all'interno dell'Europa fra debitori e creditori. A quel punto cosa succede? Il
se tu sei uno Stato debitore, come è il caso della Spagna, come è il caso della Grecia, come è il caso del Portogallo, lo Stato creditore invece vuole avere dietro i suoi soldi, quale che sia il motivo. E quindi chi entra in gioco in questo caso? Il pollo. L'Italia è il pollo perché è uno Stato dove i suoi cittadini, perché sono stati virtuosi in passato, hanno un alto tasso di risparmio, ci sono delle imprese ancora statali che sono interessanti e possono essere comprate, ci sono delle imprese private che sono interessanti e possono essere comprate, c'è tanta bella cosa, ci sono tanti bei palazzi, c'è tanta ricchezza, no? Che pubblica anche, che può venire depredata. Non interessa nulla loro di idee morali o cose di questo tipo, il loro progetto è tirarci a zero. Noi siamo esclusivamente visti come Stato che loro considerano ricco e che quindi deve essere tirato a zero per sistemare i loro interessi. Dobbiamo ragionare in termini di guerra, non dobbiamo ragionare in termini di morale, ma questo è giusto, ma questo è sbagliato. Ci sono degli interessi contrapposti e noi siamo dalla parte di quelli che potenzialmente possono saldare debiti altrui. Per cui questo faremo e questo continuiamo a fare finché non ci ribelliamo. Purtroppo però non vedo segno di ribellione, vedo gli italiani che in massa continuano a votare delle persone che sono lì che hanno come lavoro, come loro principale compito, quello di eseguire gli ordini altrui, come dimostra il testo già pronto del vertice europeo. Certo. Ma è per quello che ritorniamo al principio, dovete dirmi dove. Mi spiace dirlo agli ascoltatori di Radio Padania, tra cui sicuramente che sono quelli meno responsabili, poveretti di questa situazione. Dovrei dire a Radio Capital o a Rai 3 o qualcosa del genere, queste cose per poter parlare a chi ha votato in massa il PD ancora questa volta, oppure anche il PDL dentro nel PPE. Vorrei proprio guardarli negli occhi e dire: ma cos'è la cosa che deve succedere perché voi vi svegliate? Ci deve essere una cosa, invece no, stanno continuando a fare la tattica del PD e farli secchi. A un certo punto quindi loro ti dicono: tu ti do 80 euro, però così io lavoratore dipendente mi sento contento, no? E non mi accorgo di quanto mi stanno fottendo dall'altra parte, questo contro quell'altro. E intanto noi andiamo ad affondare velocemente. Questo Claudio, è quello che sta succedendo. Il discorso è limpido. Adesso io tra poco vorrei aprire anche le linee telefoniche, perché così chi vuol fare delle domande le può fare intervenendo in diretta, chiamando allo 02 66 20 35 29 oppure mandando un sms al numero 346 64 27 756 e ancora via mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Chiedo scusa, però faccio un piccolo passo indietro e ti chiedo un aiuto, Claudio, a leggere un'intervista che compare oggi su Repubblica. È l'intervista di Federico Fubini ad Andrew Bosomworth, ex economista della Banca Centrale Europea e ora direttore da Monaco, gestore del portafoglio europeo di PIMCO, che è un fondo di investimenti californiano abbastanza liquido, 2.000 miliardi di dollari, scrive Fubini. Allora, Bosomworth fa un ragionamento del genere. Io lo prendo perché sono cose che leggiamo sui giornali, quindi è giusto anche fare un po' di didattica, no? Sfrutto, diciamo così, ti sfrutto a questo fine. Didattica nel senso proprio letterale del termine, capire quello che si legge. Io leggo e chiedo a te una spiegazione perché non ci sono arrivato. Dice Bosomworth, cioè questo grande investitore, alla massa monetaria dell'area euro oggi mancano 1.500 miliardi di euro. Per avere un impatto, la Banca Centrale Europea dovrebbe comprare titoli per almeno 1.000 miliardi. E poi dice ancora, le aziende in Europa in questo momento restano sedute su una quantità enorme di denaro, senza osare investirlo in progetti di lungo respiro. Perché? Perché temono per il futuro dell'euro. Nella storia le unioni monetarie non sono mai durate più di pochi decenni, nei casi in cui non sono riuscite a evolvere in unioni di bilancio, cioè verso una gestione
statale, giusto appunto, cioè verso una gestione caratterizzata dalla presenza di istituzioni statali, cioè del super Stato Europa, mettiamola così. Però io non ho capito... Bilancio comune. Bilancio comune. Io non ho capito però cosa vuol dire che alla massa monetaria dell'area euro mancano 1.500 miliardi. Ma no, è abbastanza semplice. Allora, tieni presente una cosa, che costui porta avanti gli interessi dei detentori di obbligazioni, no, internazionali, quindi lui dal suo punto di vista, se la banca centrale cominciasse a comprare titoli sul mercato così come ha fatto la Federal Reserve, no, lui che ha i titoli nel suo fondo è contento, quindi dal suo punto di vista la cosa è molto banale, cioè come dire, io ho la casa piena il giardino pieno di pecore e quindi io chiedo che lo Stato compri le pecore, no? Quindi questa è il sintesi dell'intervista, però in questo caso c'ha ragione, cioè nel senso i nostri interessi coincidono abbastanza con i suoi, cioè vale a dire lui ti sta dicendo che in questo momento per essere diciamo tranquillo il mercato, no? Non avere tensioni e così via, dovrebbe esserci un aumento molto superiore della liquidità, no? Cioè quindi del denaro, in modo tale da far sì che poi dopo riesca ad arrivare in basso, diciamo, verso le imprese, verso quelli che in questo momento sono strangolati e che si riesca ad arrivare poi dopo nei consumi. In realtà è solo una parte della storia, cioè lui ovviamente mette l'accento sulla cosa che interessa a lui, no? Come ho detto, ho i titoli e quindi chiedo che i titoli vengano acquistati. Dall'altra parte, però, è ovvio che se anche noi in teoria avessimo questa liquidità, non risolve gli squilibri all'interno dell'area euro. Cioè non è che se io poi dopo metto dentro liquidità, a quel punto siamo tutti a posto. Se io metto dentro liquidità, rischio che questa liquidità poi dopo finisca più alla Germania che a noi. E questo è sempre il punto, no, chiave del perché non si riesce a sistemare le cose con una moneta unica, se non si fa quello che ovviamente non succederà mai, e che è quello che giustamente dice questo gestore, se non si fa un'unione di bilancio, perché noi abbiamo sempre detto che le uniche maniere per uscire da sto casino erano A, riprendersi la moneta, B, mettere tutto in comune, fare un unico Stato e prendersi dei trasferimenti monetari, così come la Lombardia paga la Calabria. E sinceramente io penso che, come abbiamo detto tante volte, che al lombardo, al veneto, al piemontese, al ligure, all'emiliano, al trentino e cose di questo tipo, che si sono stufati col tempo, no, del meccanismo dei trasferimenti monetari, cioè vale a dire di pagare per tenere in piedi un sistema che pure li avvantaggia per certi versi. Dall'altra parte io sono abbastanza convinto che nell'indole, insomma, di questi popoli, di questi cittadini del nord, non ci sia quella di essere pagati. Quindi è un problema che non si dovrebbe porre, quello dell'unione monetaria e tutto, dell'unione di bilancio, perché da una parte abbiamo della gente che è molto più diciamo molto più drastica rispetto a quello che è stato il comportamento del Nord Italia, e non ci pensano nemmeno di pagare per gli altri, vale a dire i tedeschi. Quindi chi paga non si sogna neanche di voler pagare. Chi invece dovrebbe ricevere, secondo me, non vuole ricevere. Io sono convinto che nessuno del Nord voglia essere pagato per non fare niente o per andare a fare il forestale. Per cui è proprio un'idea che non ha gambe. Posso dire però una cosa sui risparmi? Sì. Perché prima che poi dopo, così magari serve anche come spunto per domande dal pubblico, perché la cosa non è semplicissima, no? Allora, chiunque compri un titolo oggi, ieri era l'ultimo giorno, diciamo così, comunque chiunque vende un titolo oggi o che lo compra, sa che qualsiasi titolo, che sia azione, obbligazione o così questo tipo, ma anche i conti correnti, il conto arancio, il conto di deposito, così questo tipo, tutti gli interessi o i guadagni di capitale saranno tassati al 26%. A questo va aggiunto il famoso bollo titolino, che è il 2 per 1000, che è il 2 per 1000, ma attenzione, uno dice vabbè 2 per 1000, 2 per 1000 però sull'intera somma, no? Mentre
la tassa al 26% è fatta sugli interessi, mentre il 2 per 1000 si abbatte sull'intera somma. Quindi il risultato, se mettiamo assieme i costi di transazione, la famosa Tobin tax che abbiamo solo noi, doveva essere quella cosa che sempre nei discorsi estivi dei pittini, se c'era la Tobin tax avremmo risolto tutto il mondo facendo pagare gli speculatori. Il risultato: hanno pagato come al solito i fessi, e abbiamo solo noi. Quindi se noi sommiamo tutto, otteniamo che il risparmio in questo momento non rende nulla, anzi nella stragrande maggioranza degli impieghi porta a cifre negative. Questo è gravissimo da una parte, perché oltretutto poi ovviamente vedete, no, la retorica vi dice sono le rendite finanziarie, sono le cose, in realtà sono i risparmi. È gravissimo, e soprattutto porta e porterà degli scompensi di cui non ci rendiamo ancora abbastanza conto, perché l'Italia aveva proprio nella diffusa proprietà della prima casa e nella capacità di risparmiare il suo primo ammortizzatore sociale. Traduco, se anche uno aveva un piccolo rovescio momentaneo, il fatto di avere tanti risparmi da qualche parte e una casa di proprietà gli consentiva di poter respirare quel tanto che bastava per rimettersi in piedi. Se io adesso mi ritrovo con un rovescio lavorativo, cosa tutt'altro che improbabile, no? visti i tempi, e la proprietà della prima casa anche diventa super tassata, certo, e i risparmi non mi rendono nulla, anzi diventano una fonte di spesa anche quella solo a botte di tasse, la mia condizione diventa totalmente drammatica. Io non posso congegnare una cosa del genere senza avere un sussidio di disoccupazione, no? Perché a quel punto, se io non ho più questo ammortizzatore sociale implicito che aveva l'Italia, no? Della sicurezza di dire vabbè, senti, qui mi è andato tutto a basso, io adesso devo avere un attimo per poter respirare, mi chiudo nella mia casetta che non mi costa nulla, mi campo ancora per un po' con gli interessi dei risparmi, intanto rimetto assieme le mie cose e riparto. Ecco, si sta negando anche questa cosa agli italiani. Io mi chiedo veramente che cosa ci vorrà prima di arrivare alla ribellione. E non solo, dato che bisognava, questa è la cosa divertente che sicuramente i nostri ascoltatori non sanno, proprio per il discorso di prima, dice vabbè, però non si può prendere e stratassare i titoli di Stato perché sennò altrimenti ci si dà la zappa sui piedi, no? E allora cosa succede? Che tutte le forme di risparmio che non sono titoli di Stato sono tassate al 26% da oggi, i titoli di Stato sono tassati al 12%. Quindi ti sta dicendo entra lì, però per le regole europee io non posso dire che i titoli di Stato italiani sono tassati al 12%, devo dire che tutti i titoli di Stato sono tassati al 12%, no? Per cui cosa succede? Succede che se io in Italia adesso un titolo di Stato dell'Algeria o dello Zambia è tassato al 12,50%, un'obbligazione di un'industria italiana che magari non riesce a trovare finanziamento e quindi prova a emettere obbligazione per tirare avanti è tassato al 26%. Quindi immaginate, cioè noi stiamo incoraggiando l'acquisto dei titoli di Stato algerini, cioè è una cosa che uno diventa matto solo a pensarci, eppure stanno succedendo così le cose. E questa era un'utile puntualizzazione. La novità parte dal 1° luglio, da adesso è già partita sostanzialmente. Intanto ci sono 2 telefonate in attesa, allo 02 66 20 35 29, via SMS potete intervenire 346 64 27 756. Mail giulio.cainarca@radiopadania.net, con noi Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto, ciao Giulio, saluto il dottor Borghi che ho votato lui alle europee. Io volevo chiedere al dottor Borghi, secondo lei conviene metterle nel materasso i soldi? Semplice, da persona ignorante, perché stamattina io sono seduta sul cesso, quindi mi deve dire cosa dobbiamo fare, perché io non intendo regalare i soldi allo Stato. La ringrazio. Bene, altra chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Massimiliano Bellusco. Ascolta, ma secondo voi sui conti correnti che aliquota, cioè se saranno tassati a quanto? Perché qui a un certo punto bisogna anche stabilire
per i risparmiatori che cosa verrà a comportare questa storia qua. Perché effettivamente chi ormai è pensionato è terrorizzato da questa faccenda della tassazione sui crediti bancari, perché altrimenti qua la cosa, io dico che se faranno una cosa del genere forse veramente succederà una mezza rivoluzione. Padania Libera. Bene, terza telefonata e poi una carrellata di SMS. Pronto? Sì, buongiorno, sono Andrea Fagnano Rona. Buongiorno. Professor Borghi, vorrei farle una domanda. Stanno pubblicizzando, stanno facendo passare il messaggio che Lega, Le Pen, eccetera, non hanno risolto nulla col voto europeo. È realmente così? Cioè il nostro voto non è servito a nulla oppure non è così, è solo propaganda denigratoria? E un'altra cosa, non è il caso magari di appoggiare un organo più, o meglio, non un organo, un comitato, chiamiamolo così, più grande come quello di Movisol? Grazie. Bene, allora, la questione a cui faceva riferimento quest'ultimo ascoltatore credo abbia a che fare con alcuni commenti che abbiamo letto stamani sul fatto che non è stato possibile creare il gruppo al Parlamento europeo con Lega e Front National. Comunque, Claudio, prego. Allora, dunque, cominciamo col materasso. Sì, di questi tempi per molti impieghi è meglio il materasso, cioè vale a dire, se noi facciamo i conti di quanto ci costa tra tasse e commissioni comprare un bot e quanto invece ci costerebbe tenere semplicemente i soldi fermi nel materasso, vince il materasso nella sfida. Questa cosa ovviamente già dovrebbe far capire quanto è grave, perché il soldo nel materasso, il denaro nel materasso è totalmente inutile per l'economia, no? Mentre invece se io prendo e compro un'obbligazione, per esempio, di una società, sto prestando i miei soldi a una società che potrebbe utilizzarli per creare posti di lavoro, per crescere e così via. Però, dato che loro lo sanno ovviamente che il materasso sta diventando conveniente, se avete notato, stanno mettendo sempre con le solite scuse, come si chiama, l'evasione, tutto. Quando si vuole convincere qualcuno a fare qualcosa a loro utilità, si tira fuori sempre l'evasione, la politica, così questo tipo, e passa dietro queste cose ogni tipo di legge a nostro danno. Se vi rendete conto, è diventato molto difficile mettere i soldi nel materasso, perché c'è l'obbligo di pagare con moneta elettronica, c'è l'obbligo di ricevere la pensione sul conto corrente, c'è l'obbligo che non si possono pagare le cose con più di 1.000 euro. Se tu vai in banca a prelevare più di 2.000 euro in contanti, ti guardano come se fossi un criminale, devi scrivere perché ti servono, no? C'è cose veramente che non sono neanche nella DDR, no? Succedevano. Io sono andato a prelevare in banca un pochettino di soldi perché mi andavo di mettermeli sotto il materasso, appunto, per protesta, e ho dovuto scrivere che mi servivano per andare in vacanza. Ma cioè, voi capite, no? a che punto siamo arrivati. Comunque, fatto sta che sì, converrebbe per buona parte dei casi il materasso, ma cercano di non farselo fare proprio perché ovviamente è contrario ai loro interessi. Quello che l'altro ascoltatore dice, bisogna spiegare bene il discorso della pensione dei risparmi del conto corrente. Sì, per la maggior parte dei casi uno non se ne accorge, quindi vorrei rassicurare il pensionato, perché se uno ha pochi soldi che sono messi solo sul conto corrente, questi soldi, la percentuale di denaro che gli viene prelevata non viene tanto dalla tassazione degli interessi, perché tanto sappiamo che sul conto corrente gli interessi sono per la maggior parte dei casi quasi zero, quindi non è tanto quella novità lì. Sono più che altro bolli, spese, commissioni, no? E cose di questo tipo che, se noi andiamo a vedere, comportano poi dopo un prelievo in termini percentuali non indifferente sulle percentuali, sulle piccole somme depositate sul conto.
Se invece appena uno ha 2 risparmi che utilizza per arrotondare la propria pensione, penso che non sia un caso diciamo totalmente strano, no? Dal nord, dove magari abbiamo qualcuno che era, non so, impiegato, poi ha fatto un po' di carriera di questo tipo, poi si è ritirato prendendo la liquidazione della pensione, ha magari 100.000 euro sul conto corrente che utilizza come polmoncino per stare tranquillo, e che magari sono investiti, non so, in un fondo di investimento piuttosto che in obbligazioni, insomma qualsiasi cosa che dia un piccolo interesse, ma fino al conto arancio, per dire. Ecco, in questo caso aumenta la tassazione sia con il bollo che prende il 2 per 1000 su tutto il totale, sia sugli interessi, che a questo punto gli interessi incassati vengono tassati al 26%. Quindi significa che se prima la banca mi garantiva, non so, il 2% di interesse perché c'avevo il conto arancio, il conto che banca, qualcuno si inventi un po' il conto di risparmio che vuole, questo 2% era lordo e in realtà era 1,60 perché dovevi prelevare il 20% di interesse, adesso diventa 1,40 perché devo prelevare il 26% di interesse, quindi il discorso è più o meno questo. Claudio, ti giro qualche SMS. Scusate, poi dopo l'ultimo, sì, sul gruppo. Sì, il gruppo, se il voto è stato inutile. No, il voto non è stato affatto inutile, perché rimane che le uniche forze contro l'euro e questo sistema sono quelle riunite nell'European Alliance for Freedom, quindi EAF, quindi il gruppo con Lega, Le Pen, il PD olandese, l'FPO austriaco. Cos'è successo? È successa una cosa molto grave, vale a dire che evidentemente fiutata la pericolosità del nuovo gruppo anti-euro all'interno del Parlamento europeo, è scattato un meccanismo di totale isolamento, utilizzando anche degli utili idioti, se vogliamo, che etichetta che si può appiccicare anche al Movimento 5 Stelle e simili. Che cosa succede? Hanno aiutato a spaccare il gruppo degli euroscettici. Quindi si è creato un gruppo in teoria euroscettico, che è quello guidato dall'inglese Nigel Farage, no? Che guarda caso include tutti gli stati che l'euro non ce l'hanno, quindi l'Inghilterra, la Svezia, Lituania e simili, che si è riuscita a formare grazie al Movimento 5 Stelle e grazie a una scilipoti del Front Nazionale, cioè quindi a una tipa che 2 secondi dopo essere stata eletta, no, ha cambiato casacca, e il risultato è che si è formato questo gruppo, che in realtà di anti-euro ha ben poco, e questa mossa è riuscita a isolare il gruppo nascente invece veramente contro euro e contro Europa di Lega, Front Nazionale e così via, che non è riuscito a trovare sufficienti adesioni, che ci volevano 7 nazioni differenti, no, per aderire a questo gruppo, e invece ciò non sono state fatte, anche perché per una questione di paura anche dell'opinione dei media e così via, questo gruppo, e soprattutto i francesi, non hanno voluto che si unissero a questo gruppo dei partiti estremisti, come per esempio Alba Dorata, i polacchi del KNP e così via. Io li capisco assolutamente, cioè, sono dei personaggi che sono assolutamente impresentabili in certi di questi partiti. Il risultato però è stato che al momento non siamo ancora riusciti a formare gruppo, e questo è sicuramente un grosso danno per quello che stiamo facendo in Europa, ma è un segno anche di quanto pericolosi eravamo. Cioè, io non ho mai visto una campagna di stampa europea così incredibile contro la formazione di questo gruppo, no? Tutti quelli che si avvicinavano a questo gruppo venivano messi in mezzo a un fuoco di fila incredibile da parte della stampa mondiale,
ma no, ma cosa fate? Di qua di là i populisti, nazionalisti, cattivi, brutti, antisemiti, xenofobi, e così di questo tipo. Il risultato finale al momento hanno, virgolette, vinto loro, ma si tratta solo di un inizio. Statevene tranquilli che combatteremo fino all'ultimo e il gruppo ci sarà. Claudio, qualche sms. Fiorenza, Valsusa, se dichiarano il default di cui parlavamo prima, la gente scende in piazza, sarà guerra civile. La Grecia però ha dimostrato che non è così semplice, non è così lineare il percorso, diciamo, no? Per certi versi. Poi Tony da Udine che dice sono terrorizzato, vuol dire che dobbiamo solo subire ordini criminali economici e non avremo mai, dico mai, sviluppo e soltanto decadenza. Poi c'è ancora un altro sms, Mariella da Colico, che chiede se con la banca X o con la banca Y si rischia come con le altre banche nel percorso di cui parlavi prima. Carletto invece ti invita ad aggiornare il sito magari con gli interventi radiofonici. Mi limito adesso a questa tranche di sms e poi ne abbiamo altri. Claudio. No, dunque, allora, è molto inutile secondo me star lì a ragionare se con la banca X o la banca Y si rischia di più o di meno, perché se si salta tutti assieme. Infatti io personalmente, anch'io con i miei risparmi sono tranquillo, se devo dire, perché siamo nella simpatica categoria che se si salta tutti, e allora a quel punto chi se ne frega. Cioè, quello che uno deve evitare, quello che dico sempre ai miei studenti, no? Che quello che uno deve evitare è saltare il salto singolo mentre tutti gli altri vanno bene. Cioè, se tutti vanno bene e salti solo tu, è un problema, no? Perché a quel punto, se saltano tutti, vabbè, chi se ne frega, ce ne faremo una ragione. Quindi è assolutamente prematuro dire devo togliere i soldi dall'Unicredit per metterli nella banca intesa o viceversa, perché tutte le banche italiane sono dipendenti dai titoli di Stato, e se saltano i titoli di Stato salta il sistema bancario italiano, no? Per cui non serve a niente. Fino adesso, ma attenzione, i sistemi bancari sono saltati anche negli altri paesi, perché vedi Olanda, vedi Inghilterra, così di questo tipo. Alla fine i correntisti non ne hanno rimesso più di tanto, perché è sempre arrivato lo Stato diciamo, a metterci una pezza. Io non so però cosa potrebbe succedere in una situazione tipo l'Italia, perché però in ogni caso, guardate, non è una cosa di domani, cioè noi prima ci devono spelare per bene, non si sognano neanche loro di far saltare le banche il sistema economico italiano domani. Prima noi dobbiamo pagare per bene ancora le nostre IMU, tasse sul risparmio, cose di questo tipo. E andremo avanti così, andremo avanti così ancora per un bel po', e poi dopo, quando si comincerà a vedere il bianco dell'osso, allora sì, bisognerà pensarsi qualche manovra d'emergenza. Allora c'è Carlo da Bergamo, chiede se è prevedibile quando finirà questa guerra. Poi Omar, sempre da Bergamo, stare lontani dai titoli di Stato perché la borsa continua a salire. Allora, dunque, la borsa continua a salire perché, come dico io, non succede domani questa cosa. Io ho lavorato nei mercati finanziari per tutta la vita, no? Quindi so benissimo che l'orizzonte temporale di chi opera in titoli è piuttosto breve. Leggi, se io so che le cose stanno in piedi fino a fine anno e poi dopo il 1° di gennaio salta tutto per aria, io i titoli li tengo fino a dicembre, anzi continuo a comprarli fino a dicembre, no? Poi dopo conto di venderli lì. Quindi nessuno pensa che domani salti per aria tutto qua il sistema, perché lo vediamo chiaramente, no? Cioè, tutti lì ancora, nonostante quello che è successo, vedete che non si è neanche riusciti a formare gruppo al Parlamento europeo. Quindi significa che al momento l'eurismo è totalmente in controllo, e quindi non succede la parte finale, che diciamo il posto finale, che in teoria è la cosa che spaventa di più. Loro contano proprio sul fatto che il posto finale sia la cosa che fa paura, no? Senza contare invece che il posto finale è la dichiarazione, perché in realtà senza il posto finale noi andiamo avanti a morire pian piano.
Cioè, è come dire che noi abbiamo la testa in un sacchetto di plastica che ci sta soffocando, no? E però abbiamo paura dello scoppio del sacchetto di plastica, no? E per quello scoppio finale, sì, è vero, sarà un po' di buio, ma sarà quello che ci consentirà di ricominciare a ripartire. Per cui non temiate, ecco, lo scoppio, la botta finale. Andranno avanti ancora per un bel po' di tempo, così come stanno andando avanti adesso, a ripulirci pian piano. Ogni volta aggiungeranno una tassa, ogni volta aumenteranno un po' l'aliquota, vedete che adesso cominciano le rendite catastali, e quindi poi dopo succederà sempre così, che tu sarai sempre più ricco ai loro occhi, no? Tu sarai sempre più povero, ma sempre più ricco agli occhi del governo, dovrai pagare sempre di più. Non so, scusate, è sempre un sintomo di quello che succede. Chiunque ha un ufficio, secondo me, in questi giorni ha ricevuto, tanti sono, e se non l'avete ancora fatto aspettatevelo, una bellissima letterina dall'Agenzia delle Entrate che invita a pagare il canone speciale, perché sicuramente avete un videocitofono nell'ufficio piuttosto che un computer che possa funzionare anche da televisore, e quindi dovete pagare 400 euro di canone speciale della televisione. Andranno avanti così, cioè di questo voi in questo momento dovete preoccuparvi, il fatto che man mano vi pilucheranno, alzando sempre pian piano le aliquote, aumentando, aggiungendo una tassina, aggiungendo una cosa, vi porteranno via, punteranno a portarvi via tutto. Dopo, quando vi hanno portato via tutto, ci sarà il botto, ma voi non ve ne fregherà niente, perché non avrete più niente. Quindi non dovete preoccuparvi di quello, non state lì a disperarvi dicendo cosa posso fare per mettere in salvo i miei soldi. Non è imminente, cioè i vostri soldi sono minacciati, non certo dal default controllato dei titoli di Stato o cose di questo tipo, ma sono minacciati dalle tasse di Renzi. Questo è quello che vi succederà. Le ultime 2 telefonate, pronto? Sì, pronto. Dunque, io volevo farti una domanda da un po' di tempo. Nel 92 c'era un signore, a caso, Draghi, che ha fatto la riforma del sistema bancario italiano, tra i cui primi effetti è stata l'abolizione della Glass-Steagall, con cui le banche poi hanno potuto fare i cazzi loro, e noi adesso siamo in balia di loro. Ecco, quel signore lì, in quel periodo lì, che era abituato a minacciare chiunque, ha fatto succedere, forse secondo me, io sono uno dietrologista, ha fatto succedere 2 o 3 cose. È saltato Falcone Borsellino, la strage di Piazza Palestro, è saltato fuori Mani Pulite, una cosa per cui tutti parlavano di tutto, e forse abbiamo anche vinto i mondiali di calcio, penso, in quel periodo lì. Ecco, ma di quella cosa di così grave che ha fatto, nessuno gli ha mai chiesto conto. C'è anche gli UFO, però, l'avverto, c'è anche gli UFO. Oggi sul giornale c'è un astronauta che dice che esistono. L'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giulia di Varese, saluto anche il professor Borghi. Io ho fatto un ragionamento che mi piacerebbe sottoporle per sapere se è corretto. Allora, col Fiscal Compact noi dobbiamo pagare praticamente 50 miliardi di euro l'anno per 20 anni, perché a meno che non lo cambino così sarà. In più poi dobbiamo anche avere il pareggio di bilancio, e adesso la distanza, cioè il pareggio di bilancio non c'è perché abbiamo lo sforamento del 3% del PIL, che sono circa 45 miliardi di euro. Cioè, allora noi dovremmo dall'anno prossimo o l'anno successivo mettere a disposizione altri 95 miliardi di euro per rispettare i patti europei. Io spero che questo mio ragionamento sia sbagliato, ma se è giusto sono veramente spaventata. Grazie a lei signora. Claudio, a proposito di pareggio di bilancio, oggi su Italia Oggi c'è un'intervista al professor Alberto Bagnai, il quale fa notare anche una specie di cortocircuito, no? Allora, il pareggio di bilancio l'abbiamo messo in Costituzione, adesso stiamo parlando di dire flessibilità per avere il 3%, margine del 3% di rapporto deficit-PIL, però anche avendolo, mettiamo pure di riuscire ad ottenere questa flessibilità, entriamo subito in contrasto con la Costituzione, a meno che diciamo che il cambiamento costituzionale, l'introduzione del pareggio di bilancio era una burla, detto per inciso. Però alle considerazioni degli ascoltatori io voglio aggiungerne una prima di salutarci, perché poi abbiamo veramente pochissimo, adesso un paio di minuti.
Il tuo giudizio sulla nomina di Juncker a Presidente della Commissione Europea. Un Juncker del quale sono uscite notizie, specie dalla Gran Bretagna, di ubriaco cronico, alcolizzato cronico, diciamo, come era emerso peraltro anche in relazione a uno scandalo che lo ha colpito nel suo paese e a informazioni, diciamo, risapute in Lussemburgo. Cioè uno che ha mal fatto in Lussemburgo, per di più ubriaco cronico, lo mettono a guidare l'intera Europa. Al di là dell'ubriaco cronico, che è una rivelazione, diciamo così, giornalistica, che però insomma dà la figura di un personaggio ricattabile, manovrabile. Vabbè, ma è appropriata come scelta, nel senso che in generale questi personaggi non contano assolutamente nulla. Cioè adesso noi diciamo forse che il fatto che ci fosse prima Barroso abbia portato qualche utilità al Portogallo. In realtà questi personaggi, no? Presidente della Commissione, Presidente del Parlamento, servono semplicemente come schermo per consentire poi dopo ai padroni del vapore di continuare a fare assolutamente i cavoli propri. Quindi la Merkel è contentissima, secondo me, di avere Juncker in mezzo di torno, perché sa che non sarà mai un serio ostacolo a quello che vuol fare. Gli allunghi la bottiglia e fa quello che vuoi tu, insomma. Sì, che allunghi bottiglia in mano, pacca sulle spalle, tanto in ogni caso è già d'accordo lui con quello che... Infatti quando noi in campagna elettorale dicevamo, ma scusate, ma voi andate a votare un Forza Italia, un NCD o cose di questo tipo, sapendo che questi sostengono uno che si chiama Juncker, alla Commissione Europea, ma cosa credete che farà i nostri interessi? E dispondo ovviamente, però quel 40% che hanno votato Renzi devono sapere, e continuavamo a dirlo, ma tanto inascoltati come sempre accade, no? Quando si dicono le cose vere. Dice, se io invece voto Renzi, voto un partito che sostiene uno che si chiama Schulz alla presidenza della Commissione Europea. Quindi immaginate un po', cioè da qualsiasi parte si beccava sempre per andare contro i nostri interessi. Questo è quello che succede, e noi al momento, come dei somari, siamo andati esattamente in questa direzione. Perché se in Italia non ci fosse stato il 40% che votava Renzi, ma ci fosse stato anche qui una predominanza, mi viene da sognare, se qua a un certo punto per una vera protesta la Lega avesse preso il 30%, no? Tanto per dire, ecco, vedete che noi in questo momento tutto quello che noi stiamo vedendo adesso non sarebbe successo. Non sarebbe successo perché ci sarebbero state in Francia e in Italia una maggioranza di forze veramente euroscettiche, e a quel punto l'Europa non poteva continuare ad andare avanti a fare quello che voleva. Quindi mi spiace, ma purtroppo anche in questo caso ce la siamo scelta noi. E i conti dell'ascoltatrice non sono poi tanto sballati, no? No, i conti dell'ascoltatrice non sono sballati, ma dall'altra parte ha ragione anche Bagnacci. Stiamo parlando di una cosa totalmente irrealizzabile, e se anche fosse realizzabile nei numeri e così via, sarebbe poi dopo contrario alla Costituzione. Cioè in realtà è tutto un'enorme presa per il culo. Tutti i parametri sono totalmente interpretabili e flessibili in modo tale da far sì che possano essere sbiracchiati alla bisogna per fare quello che vogliono, e quello che vogliono lo sappiamo dove sarà, quindi prendere i risparmi, prendere i beni pubblici, ci sarà la vendita di qualsiasi tipo di bene pubblico abbiamo alle solite note, e in ogni caso, scusate, chiudo, perché alla fine le imprese che chiudono, le imprese che vengono vendute o svendute riguardano anche i privati, così facendo ogni azienda che chiude in Italia fa un favore alla Germania perché è un concorrente in meno, e Bulgari parla così, sarebbe stato anche più simpatico che se lo dicesse prima, perché ha provato sulla sua pelle, perché la Bulgari, ricordiamo, adesso non è più italiana ma è francese. Esatto. Allora, grazie a Claudio Borghi Aquilini. Noi ci sentiamo e ci vediamo magari giovedì prossimo. Comunque ci diamo appuntamento per il prossimo giovedì. Buon pomeriggio e buon lavoro, Claudio. Grazie. Grazie a tutti voi.